Dall'arcoveggio il centrale del pomeriggio, una categoria CD riservata ai gentleman. Sono 7 al via, 1 Daphne JCP, 2 Darwin dei Greppi, 3 Can dei Greppi, 4 Cornelia OP, 5 Azteco dei Greppi, 6 Estasi di No, seconda linea. 7 Dolly F, favori per Estasi di No, rientrante Otello Zorzetto in sediolo. In partenza lottano Can dei Greppi, Cornelio P, Azteco dei Greppi. Can dei Greppi prende la testa nei confronti di Cornelia OP. Alla corda c'è Daphne JCP. All'esterno rimane invece Estasi di No, che insiste su Can dei Greppi dopo 250 metri di gara. Si avvantaggia e al completamento del quarto sfila in testa. Estasi di No dunque leader con spesa però di 27,9 per i primi 400 metri di gara. Terza posizione per Daphne JCP, mentre all'esterno è rimasta Cornelia OP. 43,4 pur rallentando. Ne scaturiscono 600 metri molto sostenuti con Estasi di No che completa gli 800 ora in rallentamento netto, 59,5 per Estasi che ha sempre in schiena Can dei Greppi, mentre il percorso esterno Cornelio P si trascina Azteco dei Greppi e Dolly F. Il gruppo è chiuso da Darwin dei Greppi. Intanto il chilometro se n'è andato in 1:15,3, quindi dopo lo strappo vertiginoso iniziale ha cercato di moderare Estasi di No. Ora c'è la progressione però in terza corsia da parte di Azteco dei Greppi che supera in breve Cornelio P, tenta di portarsi su Estasi che allunga nuovamente, a contatto rimane Can dei Greppi, poi Daphne JCP, cavalli a completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo, in vantaggio Estasi di No, Can dei Greppi in seconda posizione, poi Daphne, Estasi in vantaggio, Can dei Greppi si lancia all'interno, Can dei Greppi nel finale si avvantaggia, Can dei Greppi viene a vincere, mentre per il secondo all'interno forse Daphne JCP ha ragione di Dolly F. 1:14,2, 29,1 a chiudere il successo per Can dei Greppi. Michela Rossi in sediolo per conto di Enrico Stefani e della scuderia Nitto. Rivediamo le battute conclusive. All'interno lo scatto vincente di Can dei Greppi che ritorna così alla vittoria. Estasi di No cala nel finale dopo la grande spesa iniziale, spesa comunque che aveva coinvolto anche Can dei Greppi, e il successo nei confronti probabilmente di Daphne JCP che controlla Dolly F.